Irina Drigo per la lista civica per la Portoguaro che vogliamo. Oggi è una giornata memorabile per Portoguaro, il candidato del centro-sinistra Antonio Bertoncello è uscito vincitore già al primo turno. Ci puoi commentare questo risultato? Sì, come dicevi tu è un risultato straordinario e credo che sia dovuto al fatto che Bertoncello si è circondato da una squadra estremamente competente e la squadra aveva un programma ambizioso per Portogruaro, i cittadini hanno saputo valutare questo e hanno scelto per il meglio. C'è stato un exploit di una lista civica in particolare, quella dei cittadini per Antonio Bertoncello. Il fatto che questa lista abbia preso molti voti può dipendere anche dal fatto che le persone nella lista sono molto conosciute e apprezzate qui nel portoguarese. Questo sicuramente, ed è anche questo un segnale, appunto dicevo, la squadra è una squadra eccellente, le persone che ci sono, che fanno parte della squadra sono persone estremamente competenti, capaci e che hanno dimostrato di stare vicino ai cittadini e di tenere molto alla città di Portogruaro e questo è stato premiato. Come giudichi il risultato delle regionali qui a Portogruaro? Molti cittadini hanno votato Lega Nord, però a livello comunale hanno dirottato i loro voti da altre parti. Sì, io credo che purtroppo per noi sia un risultato deludente per quanto riguarda il presidente della regione. Per quanto riguarda Portogruaro, comunque il centro-sinistra ha tenuto e in particolare il Partito Democratico è cresciuto rispetto a 5 anni fa, per cui per noi questo è un risultato purtroppo non è soddisfacente, però che ci aiuta e che ci dà supporto, insomma.